Scatman's World. Wow, amici del grande wrestling, un saluto dal Cumendone veneziano. WWE 2K14 modalità Universe, ragazzi. L'avevo detto, Chris Jericho se l'è legata al dito ed è iniziata una aspra ed incredibile rivalità con Chris Jericho. Una rivalità di ben 8 settimane, ragazzi. 8 settimane dove Jericho vuole veramente dimostrare alla WWE e a se stesso che è più forte del Cumendone, soprattutto nelle mosse di sottomissione. Quindi, ragazzi, si prospetta un mese a Raw ad alta T. Ragazzi, adesso la rivalità tra Jericho e Kumenda è veramente alta dopo lo scorso mese a Raw, dove Jericho ha perso il match per sottomissione col Cumendone veneziano. E adesso Jericho vuole dimostrare di essere un grande e di poter battere tranquillamente veneziano, un debuttante ma che sta già portando scompiglio nella WWE. Ecco Jericho, ragazzi, ecco Jericho, prima vera rivalità in questa WWE per il Cumendone veneziano. Ecco Jericho. Eccolo qua Jericho. È bello carico, ragazzi, vuole dimostrare tante cose. Il più volte campione WWE. E adesso, ragazzi, entra il Cumendone. Eccolo qua, ragazzi. Ecco il Cumendone, ragazzi, Cumendave, lo potete trovare su Twitter e su Facebook e su YouTube. Questo match è normale, non è né sottomissione né niente, ma Vince McMahon ha in mente molte cose per questa rivalità. Vai. Attenzione, Jericho parte subito fortissimo. Contromossa cumendiana, vai. Aia, Jericho subito scatenato, ragazzi, non ci sta. Vai Cumendone, tutto è nato per l'idea che insomma Jericho è più forte nelle sottomissioni, ma in realtà non è così, perché il Cumendone ha dimostrato di essere un grande nelle sottomissioni, attenzione. Bravo Cume. Come sta lavorando bene Jericho di sottomissioni proprio per dimostrare che parla troppo, ragazzi, parla troppo. Come è partito veramente a strombattuto. Contromossa jerichiana. Aia. Aia, oh Jericho, va a cagare. Oh Jericho. Contromossa cumendiana. Vai, un po' di pugnazzo grandissimo, come si esalta veneziano. Veneziano si esalta. Attenzione qua, sbaglia un po'. Troppo presto Cume. Aia. Botta sulla schiena al Cumendone. Contromossa però, contromossa. Pam! Spinebuster veneziana. Mamma mia, qua Jericho, fuga dal ring. E che sboccio. Bravo Cume. Ancora Jericho, ragazzi, però. Break di Jericho. Contromossa. Pam! Jericho in sofferenza, ragazzi, Jericho in sofferenza. Jericho non doveva
Contromossa ancora, ragazzi. Il Kumendone c'è adesso. Il Kumendone c'è. Qua il Kumendone ha sbagliato tasto, pippone, che non sei altro. Ancora. No, per lei il Kumendone è veramente rimbambitus. Qua ho perso tempo per il cazzo e Jericho ne approfitta. Aia. Dai, fioi, dai. Ancora Jericho. Contromossa. Contromossa kumendiana. Bravissimo, dropkick kumendiano di proporzioni storiche. Bel match, ancora contromossa, ragazzi. Stavolta lo sento invece. Contromossa kumendiana, pugnazzo. Troppo presto. Qua Jericho fa una bella mossa. Questo è un match molto equilibrato. Può vincere chiunque. Aia. Brutta questa. Mamma mia, il Kumendone rischia qua, il Kumendone rischia. Contromossa e vaffanculo. Vai Kube! Pam! Finalmente, ragazzi. E la parata. Puff. Grande Kube. Grande Kube. Dai, che lo... Vai, sharpshooter, la mossa del cecchino. Deve subire. Dai, lo teniamo fino alla fine, lo teniamo. 5, 6, purtroppo se ne sta... Dai. No, Kube, muoviti. No, Kube, muoviti, 8. Non ci credo, che cagata. Tutti e due alla finisher. E il Kumendone fa. E il Kumendone va di F5. F5. Porca dai che forse arriva. 1, 2 e 3. Il Kumendone ce la fa. Con un po' di fortuna mi è arrivata. Grandissimo Kumendone, grandissimo. E il Kumendone festeggia. È iniziata bene la rivalità per Veneziano. Attenzione che arriva Stephanie McMahon. Cosa vuole? Attenzione il Kumendone. Attenzione ragazzi, un momento incredibile. Il Kumendone forse... Ragazzi, c'è ancora per il match rivalità. Jericho ancora vuole sfidare il Kumendone veneziano, ma c'è addirittura singolo con manager e del Kumenda veneziano c'è Stephanie McMahon. Incredibile ragazzi, anche il Kumendone ha voltato faccia a Tori, ma presto secondo me Tori, io sono sicuro che viene fuori da qualche parte, perché è inaccettabile per Tori vedere Stephanie McMahon con veneziano. Jericho. Entra Jericho ragazzi. Entra Chris Jericho. Rivalità incredibile a Raw. Tra due maestri della sottomissione. Il Kume è un debuttante che però è partito veramente con il botto. E adesso entra il Kumendone ragazzi. Vediamo se è già accompagnato con Stephanie. No, non è accompagnato. Oh sì o no? Non si sa, invece no. V con Stephanie McMahon, che però non c'è. E adesso vediamo ragazzi, vediamo, perché secondo me Tori prima o poi viene fuori, Vai, Kumenda veneziano, vai. E Tori è là che ci guarda.
Jericho prende le bombe. Contromossa cumendiana. Contromossa cumendiana. Ma Jericho risponde. Adesso vediamo cosa combina Jericho. Finora siamo 2-0 per il Kumendone. E tutto è nato. E tutto è nato perché Jericho ha affermato di essere migliore nelle sottomissioni. Pazzesco. Il Kume l'ha sfidato ed è nata una rivalità incredibile. Aia Jericho. Jericho lo vedo più carico, ma il Kumendone risponde. Il Kumendone risponde ancora, ma Jericho c'è. Jericho c'è oggi. Mamma mia, qua Jericho ha fatto un azzardo incredibile. E il Kume prova subito a fare le sottomissioni. Il Kume lo voleva proprio umiliare nel suo punto forte. Ancora contromossa. Stephanie è pronta a difendere il suo uomo, anche se in realtà è Tori, la fidanzata del Kumendone. Vai, full Nelson. Buono. Vedi, Stephanie sta veramente... Dai, 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 dai. Spinebuster. No, qua il Kumendone sbaglia. E Jericho ancora, però Jericho non c'è. E ancora il veneziano, ragazzi, che c'è livello leggenda, ragazzi, il veneziano sta dominando. Contromossa. Povero Jericho. Aia. Ocio ragazzi, Ocio. E contromossa ancora. Pam. Ocio. Grandissimo. Venezianone ancora. Venezianone ancora. Spettacolo puro per veneziano. E ancora. Stavolta sbaglia. Stavolta il veneziano è andato troppo sicuro. Troppo sicuro il veneziano. E ancora contromossa, ragazzi. Questo è un momento magico per il Kumendone. Jericho non ne può più. Jericho non ne può più, ma si riprende. Jericho si è ripreso. Ancora Jericho, ragazzi. Aia. Aia. Suplex di Jericho. Dolorosissimo. Aia, il Kume viene buttato contro la sedia. Ancora Jericho, mossa speciale per Jericho. Adesso si soffre. Adesso si soffre. Adesso si soffre, Jericho impazzito. Olympic Kume Slam. Boccio Kume, vai dietro. Mamma mia. Finisher per Jericho. Attenzione, sharpshooter. La mossa nel cecchino. La mossa nel cecchino. La mossa nel cecchino. E adesso rischia. Rope break. No, ho sbagliato. Ho sbagliato. E Jericho fa molto male al Kumendone. Attenzione, Jericho si prepara per la finisher. Eccola qua. Stavolta sono cazzi miei. Stavolta sono cazzi miei. 3 è finita. Jericho va a vincere. Stavolta Jericho si prende la sua rivincita. Si è preso la rivincita. Il Kume sembrava in pieno controllo, ma Jericho ha portato a casa la vittoria. Attenzione. Il Kumendone è molto seccato per questa prima sconfitta in WWE. E ragazzi, eccolo qua, Tori Stephanie McMahon, un steel cage femminile pazzo, ragazzi, veramente.
a Superstar perché Tori si è incazzata perché Stephanie assolutamente non deve mettere il becco e la vagina vicino al commendone. Eccola qua. Eccola qua, Tori, un steel cage femminile pazzo, veramente, non so se c'è mai stato, sinceramente, ma chi se ne frega. Eccola qua, ragazzi, eccola qua. Contro Stephanie McMahon, l'ha promesso. Chi vince si prende il commendone, ragazzi, questa è la stipulazione del match. Se Stephanie McMahon perde non si può più avvicinare al commendone veneziano. Vedremo. Mamma mia, ragazzi, veramente storyline incredibile in questo micromondo comendiano della WWE. Solo che vediamo perché Tori, ragazzi, non è che sia proprio una bestia. Devo tornare a trovarmi con le divas, quello è il problema. Aia. Vai Tori, attenzione, la mossa della vagina in calore. Grande Tori. Vai Tori, vai Tori. Per il commendone si sta gasando, ragazzi. Tutti vogliono il commendone. Attenzione subito McMahon. E vaffanculo Stephanie. Questa è la mossa della patata. Della patata rotante. Ok, ragazzi. Ok. Brava Tori. Aia. Proprio non riesco a parare le mosse con Tori, non capisco. Aia. Muovite con le tue tettone, muovite. Vai veloce. Buttala giù, buttala giù. Mossa speciale per Tori. Aia. Cioè, con le divas non... Ancora. No, alzati però. Alzati però con la mossa speciale. Anche non può Tori perdere il commendone. Prova la finisher. Prova la finisher. Paf! E adesso fuga comendiana. Vai, vai Tori, per il commenda, vuole il commendone Tori, vuole il commendone Tori. Aia. Attenzione Stephanie, adesso è lei che va. Attenzione, dai, cazzo, alzati. No, incredibile, incredibile. E vai giù, merdaccia. Contromossa. Contromossa, contromossa. Niente, ancora Stephanie McMahon. Niente, c'ho il premio è troppo ambito a stare con il commendone. Puff. E va su Tori. E va su. Contromossa, contromossa. Contromossa. Contromossa, ancora contromossa. E questa volta Tori va a vincere e si prende il commendone per Stephanie McMahon. Veramente non c'è nulla da fare. Il pacco del commenda è solo di Tori. Eccola qua con la gambetta aperta. Papà! Grandissima Tori. La McMahon è andata e si è persa anche il manicotto del commendone veneziano. Grandissima Tori in questo steel cage divas. Guardatela la nostra Tori con il guantino. Ragazzi, siamo alla terza settimana di Raw e Vince McMahon si è inventato qualcosa di grande. Il tag team Goldberg e Triple H che hanno fatto squadra sono contro il commendone e Jericho, quindi McMahon ha messo insieme il commendone e Jericho.
incredibile. E Tori come manager, ragazzi, perché ha vinto la sfida con Stephanie McMahon. Quindi nel prossimo video, ragazzi, questo match che è un po' pericoloso, perché forse Jericho può anche abbandonare il match, o lo stesso Kumenda, chi lo sa. Ma intanto una cosa è certa, Tori si è presa il maricotto del veneziano. Raga, un saluto dal Kumendone veneziano. Ciao! Kumenda veneziano, Kumenda veneziano, Kumenda veneziano, lo youtubers italiano. Kumenda veneziano, Kumenda veneziano, Kumenda veneziano, lo youtubers italiano.